Oltre all'arresto e alle denunce sono in arrivo multe e provvedimenti restrittivi per oltre una ventina di Novax che sabato pomeriggio, dopo la manifestazione di Prato della Valle a Padova, hanno preso parte all'iniziativa non autorizzata dalla questura dell'aperitivo disobbediente in Piazza delle Erbe. In quell'occasione la polizia, che stava identificando un manifestante che stava scappando, è stata accerchiata. Nei giorni scorsi l'arresto dell'uomo è stato convalidato. Un altro militante Novax, non residente in città, denunciato per aver preso a calci un agente, è stato colpito da un foglio di via da Padova. 13 persone invece sono state multate per non aver indossato la mascherina nel momento di maggiore assembramento, come previsto dalla legge, e altre 8 persone invece sono state sanzionate per la violazione del regolamento comunale di polizia urbana che vieta di consumare alcolici sulla pubblica via. Oltre a questi provvedimenti risulta denunciato il leader del movimento Veneto No Green Pass per aver lanciato dal palco l'appuntamento non autorizzato in Piazza delle Erbe. Sabato prossimo i Novax torneranno a manifestare, iniziativa statica sempre in Prato della Valle con ospite Gianluigi Paragone. Il centro di Padova sarà blindato dalle forze dell'ordine per evitare movimenti di massa come la scorsa settimana. I Novax vogliono ordinare cibo da consumare in Prato della Valle, ma su di loro pesa l'incognita del meteo che potrebbe scombinare tutti i piani.